Già dire che siamo al 62esimo convegno vuol dire che Pirandello offre tanti spunti, tante opportunità per cui i ragazzi possono ogni anno esprimere le loro idee. È importante anche in questo momento ascoltare i ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati. Come novità abbiamo che faremo la premiazione ad Agrigento, con l'augurio che l'anno prossimo possiamo fare tutto il convegno ad Agrigento. Ricordo doveroso, direi, e il Centro Nazionale Studi Pirandello di Agrigento non poteva fare a meno dal portare sulla scena, è il caso veramente di dirlo, questa grande attrice, e dico pirandelliana nel vero senso del termine. Marta Abba, si sa, è stata la musa di Luigi Pirandello dopo quell'incontro avvenuto nel 1925. Da quel momento è scattata una molla misteriosissima in Pirandello, per cui le opere che da quel momento Pirandello andava scrivendo avevano la sorgente. Questa sorgente era proprio Marta Abba, che si è rivelata l'attrice pirandelliana per eccellenza, proprio nel senso come voleva Pirandello fossero gli attori. Ecco, così in breve, l'attore doveva entrare nel personaggio in una immedesimazione totale, l'attore doveva annullarsi nel personaggio e secondo appunto questa concezione Pirandello adottò e praticò questa regia e Marta Abba si è rivelata proprio come l'attrice pirandelliana per eccellenza. Noi vogliamo ricordare con questo convegno, dopo avere l'anno scorso affrontato il problema del teatro d'arte di Roma, focalizzare proprio l'attrice Marta Abba nelle stagioni che vanno dal 1925 al 1928. Erano i cartelloni elaborati e programmati dal Teatro d'Arte di Roma per la regia di Pirandello. Abbiamo parlato del teatro d'arte, ma proprio un cenno con questa, diciamo così, pure rivoluzione anche produttiva, si voleva rappresentare e dare possibilità agli altri autori giovani di poter portare le loro opere contro un sistema inadeguato e antico che faceva riferimento e faceva entrare in Italia per esempio quel teatro borghese di matrice francese o estera, che non era più ormai adeguata a una mentalità nuova, quella che appunto Pirandello ha impresso per il rinnovo della scena teatrale non solo italiana ma anche mondiale. Quando il professor Miliotto mi ha invitato a questo convegno, per me era una grande incognita perché non mi ero mai prima occupato di Marta Abba, frequentavo un po' Pirandello. Ho accettato, ho scritto l'intervento e sono molto contento di essere qui. Una grande sorpresa è la presenza di tutti questi ragazzi che non mi aspettavo in tale quantità e che creano un'atmosfera molto, molto particolare, perché i convegni che conosco sono convegni a cui partecipano una ventina, trentina di studiosi, si sta in un gruppo compatto tra persone che già si conoscono spesso. Adesso la cosa veramente molto particolare è questa presenza massiccia di ragazzi che si impegnano a scrivere, preparare, riflettere su Pirandello e questo dona molto a questo convegno. Al centro di questo importante convegno di studi pirandelliani il ricordo di Marta Abba. Quanto è importante per i giovani studenti? Ma è importante, se è importante Pirandello, è importante Marta Abba, perché fu la musa ispiratrice di Pirandello degli ultimi anni della sua vita. Il loro incontro ebbe luogo nel 1925 all'insegna del Teatro d'Arte di Roma, che si inaugurava in quell'anno e di cui Marta Abba fu la prima attrice. Dopo quel momento, dal 25 al 36, cioè sino alla morte dello scrittore, il legame fu molto stretto, sia dal punto di vista di presenza per i 3 anni del Teatro d'Arte e poi invece viceversa, magari più epistolare.
però i due non si persero di fatto mai di vista. Se poi sia stata una fortuna per l'uno o per l'altra, questo è tutto da dimostrare.